In corsia 1 parte Marianna Trevisan, Idros. Alla 2 Valentina Tellan, Gymnasium Pordenone. Corsia 3 Vanessa Rigoni, Gymnasium Pordenone. Alla 4 Noemi Grendene, Sport Management. Corsia 5 Rebecca Basso, Aquapolis. In corsia 6 parte Federica Groppo, Zeus Lab Montebelluna. Corsia 7 Giorgia Zetti, SC Nuoto. In corsia 8 Aurora Ciari, Virtus Poggibonsi. E allora a distanza ridotta di molto, dai 400 siamo passati ai 100 farfalla, il record ragazze dell'anno scorso Angelica Cappelletto 1:2:87. Noemi Grendene questa mattina ha guadagnato la corsia 4 nuotando il miglior tempo 1:5:49. È proprio lei con quasi una lunghezza di vantaggio 30:20 su Federica Groppo 31:35, quindi Rebecca Basso 31:42 in terza posizione, vicina anche la Rigoni a 5 centesimi dal podio virtuale dei 50 o podio volante come si direbbe. Intanto però torniamo là davanti perché siamo all'uscita dell'ultima subacquea, è interessantissima la lotta e la bagarre per le posizioni del podio, è giusto però tornare là davanti per accogliere con un grande applauso la dominatrice e vincitrice Noemi Grendene 1:04:94. Federica Groppo seconda posizione.